Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Mobilitazione nazionale della Protezione Civile a Stromboli per allerta rossa, oggi sopralluogo del ministro Musumeci. Resta sempre alta l'attenzione sull'attività del vulcano, permangono i divieti per la tutela dell'incolumità delle persone. Catania, ostaggio della Cenerer, la raccolta prosegue a rilento e le spazzatrici sembrano insufficienti e inadeguate. Gli esperti confermano movimenti importanti nelle profondità dell'Etna. Tanti dubbi e nuovi dettagli sulla tragedia di Villa Abate nella quale ha perso la vita una bimba di 3 anni. Sembra che alla guida dell'auto ci fosse la madre, molte incongruenze nella ricostruzione dei genitori, entrambi indagati per omicidio stradale. A Palermo protestano i lavoratori precari impiegati nei siti culturali e nei musei siciliani, sit-in davanti alla presidenza della regione. Condotte idriche rotte e malfunzionanti. A Siracusa aumentano le proteste di albergatori e turisti costretti a trascorrere le vacanze senza acqua. Grande attesa per il concerto di Max Pezzali stasera allo stadio Franco Scoglio di Messina, evento annunciato ieri dalla banda per le vie del centro. Calciomercato al Palermo, rientra dalla spalla il difensore Peda, il Trapani prende l'attaccante Udo, mentre il Catania è vicino ad Andrea. Ancora buongiorno, allerta rossa a Stromboli questa mattina, sopralluogo sull'isola del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci insieme al capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, il servizio di Francesco Triolo. Abbiamo l'obbligo di stare sempre in guardia, abbiamo l'obbligo di immaginare sempre lo scenario peggiore e augurarci quello migliore. L'eruzione dello Stromboli non si ferma e così le parole del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, arrivato sull'isola insieme al capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, fanno comprendere come l'attenzione sia sempre alta. Musumeci ha presieduto un vertice con la partecipazione della prefetta di Messina Cosima Distani, del sindaco di Lipari Riccardo Gullo e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, sottolineando come il comitato operativo serve proprio a monitorare il fenomeno eruttivo. Naturalmente tutto è legato alla necessità di dover intervenire. In questo momento l'ipotesi non esiste, ma bisogna stare molto cauti e attenti ed essere pronti ad ogni sviluppo, ad ogni evoluzione del fenomeno eruttivo. Il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio invece ha sottolineato come sull'isola adesso sono circa 2000 le persone presenti e come l'evacuazione è un'eventualità che si sta pianificando, anche se si spera non ci sia la necessità. Proprio il clima d'allarme preoccupa soprattutto i residenti per le ripercussioni economiche sul fronte turistico, preoccupazioni espresse durante l'incontro con una delegazione di cittadini. È chiaro che i divieti non sono frutto di un capriccio, vengono adottati in una determinata condizione. Siamo in una fase di allerta rossa e non possiamo non tenere conto della necessità di salvaguardare il diritto alla sicurezza di tutti. Stiamo mantenendo un profilo basso appunto per non danneggiare i turisti, questa è un'isola meravigliosa che va vissuta soprattutto nei mesi estivi, ma tutto quello che stiamo facendo è assolutamente doveroso, necessario e irrinunciabile. Restiamo in qualche modo ancora nel tema dei vulcani, perché Catania è ancora alle prese con la cenere vulcanica, la raccolta prosegue a rilento, ma rimangono molti i disagi per gli abitanti della città e dell'Interland. Tonino De Mana. Mi dispiace dirlo perché è la mia città, ma in questo momento fa schifo. Lo sfogo di questa signora la dice lunga sullo stato d'animo dei catanesi, che passano da un'emergenza all'altra. Questa volta a creare grattacapi è la cenere vulcanica caduta copiosa il 4 luglio scorso. A distanza di 5 giorni è cambiato ben poco, con strade e marciapiedi ricoperti dalla coltre nera, prove di equilibrismo per i pedoni. L'obiettivo è evitare rovinose cadute. Sì, un po' di equilibrismo c'è, ci alleniamo. Pensavo che già fosse stata spazzata, invece ancora no. Eppure sono passati 5 giorni dall'eruzione dell'Etna su Catania e ancora è pieno di cenere. Purtroppo è così, la nostra politica è un pochino lenta.
Io non sono di Catania, però mi sono trovata in difficoltà. Politica lenta e passo lento per non scivolare. Infatti. Chiediamo come CIDEC un tavolo di emergenza alla prefettura di Catania per uscire da questo stallo, da questo caos, in modo da dare una risposta alla città. È impossibile che i turisti cadano a terra. Sul fronte della raccolta sono operative le isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord, mentre a Canalicchio e Nesima gli scarrabili continuano a ricevere tonnellate di cenere che solo da poco tempo è diretta negli impianti di Caltanissetta e Piano Tavola, che il Comune di Catania ha individuato in extremis e con non pochi problemi per il conferimento della sabbia vulcanica. Poi, su disposizione dell'assessorato comunale all'ecologia, si passerà alla raccolta porta a porta dei sacchetti lasciati in strada. Si giustifica così il lento ritorno alla normalità per una città che al primo imprevisto piomba nel caos. Insomma, siamo di fronte all'ennesimo polverone. La cenere arriva proprio dall'Etna, è il risveglio del cratere Voragine che in questi giorni appunto ha dato spettacolo, provocando al tempo stesso diversi disagi che avete sentito nel servizio precedente. Sono, secondo i vulcanologi, da considerarsi sintomi importanti, fasi di movimento di magma in profondità. Ce lo spiega in questa intervista di Orazio Longo il professor Viccaro dell'Università di Catania. Professor Viccaro, perché è così importante quando, si muove il cratere Voragine? Il cratere Voragine ha un'attività che è decisamente meno frequente rispetto al cratere di sud-est, che negli ultimi anni, decenni, ha tenuto la scena in zona sommitale. Quando entra in attività ha sempre un significato vulcanologico importante. Si possono ricordare ad esempio gli eventi del 64, ai quali sono seguiti nel 68 l'apertura della Bocca Nuova e nel 71 la formazione del cratere di sud-est, quindi un'importante modifica dell'assetto tettonico della zona sommitale. La voragine ha la capacità, come evidenza, quella di essere in grado di movimentare magmi molto profondi nel sistema di alimentazione, volumi importanti, si parla dei condotti centrali. Dobbiamo stare preoccupati? No, non è una questione di star preoccupati, però sicuramente da un punto di vista vulcanologico la riattivazione della voragine ha sempre un significato importante. La strada che prenderà il vulcano è da capire nel corso, attraverso anche gli studi che sono già in corso, che stiamo svolgendo. Giudizio immediato per l'ex assessore regionale alla famiglia Paolo Coliani, medico e psicoterapeuta accusato di violenza sessuale aggravata su una paziente di 14 anni. Ho disposto il GIP di Enna accogliendo la richiesta della procura. L'imputato è agli arresti domiciliari dallo scorso 27 gennaio. Secondo l'accusa, il medico avrebbe abusato di una paziente di 14 anni che aveva in cura per delle sedute di psicoterapia. Adesso ci occupiamo della tragedia di Villa Abate. Sono ancora tanti i misteri intorno alla morte della piccola Aurora Brusa, la bambina di 3 anni, vittima di un incidente stradale domenica scorsa proprio nel comune palermitano. Molte le incongruenze nel racconto dell'incidente fatto dalla famiglia. Manlio Viola. Chi guidava l'autovettura sulla quale ha trovato la morte la piccola Aurora Brusa di appena 3 anni? Come mai sono rimasti illesi tutti gli altri occupanti che non presentano neanche un graffio? E soprattutto perché la famiglia non ha chiamato i soccorsi ma si è presentata direttamente in ospedale? A distanza di 3 giorni dalla tragedia di Villa Abate, le indagini invece di chiarire gli eventi sollevano 1000 nuovi interrogativi. Resta avvolto in una strana coltre misteriosa la morte della bambina. In base alle prime notizie, l'auto priva di assicurazione condotta da Rosario Brusa, senza patente perché sospesa dopo un precedente incidente, avrebbe avuto un guasto ai freni finendo contro un muro in via Nitta a Villa Abate. Nello scontro però a morire sarebbe stato soltanto la piccola Aurora. Incolume il fratellino gemello di 3 anni, il fratello maggiore di 15 ed entrambi i genitori. Ma gli inquirenti non credono sia andata esattamente così ed hanno iscritto nel registro degli indagati sia Rosario Brusa, che presentava un tasso alcolemico di 1,34 quando il limite è 0,50, ma anche la moglie Cetti Guarino. Proprio la moglie aveva un tasso alcolemico elevato, anche lei.
lei. In un primo tempo si pensava la mamma tenesse in braccio la piccola, ma gli inquirenti sospettano che invece alla guida potesse esserci lei. Si tratta però soltanto di supposizioni investigative. Al momento esistono solo dubbi e incongruenze nel percorso di ricostruzione dei fatti. Cosa sia veramente successo toccherà agli investigatori scoprirlo. L'unica certezza è che i drammatici fatti di domenica hanno portato alla morte della piccola Aurora, un angelo dagli occhi azzurri, come l'ha definita la zia consigliere comunale di Villabate in un doloroso post sui social. A Canicattì, nell'Agrigentino, 3 persone sono state arrestate per estorsione aggravata da metodo mafioso. Uno di loro, uno stiddaro, avrebbe minacciato la proprietaria di un magazzino a non cedere in affitto il locale. La ritorsione sarebbe stata: se no ti faccio la faccia tanta. Orazio Longo. Questo magazzino non lo devi affittare. Non un semplice consiglio, ma una minaccia bella e buona con tanto di incendio appiccato alla saracinesca per far capire meglio il concetto. Con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, 3 persone sono state tratte in arresto dalla polizia su delega della DIA a Canicattì, nell'Agrigentino. Tra questi c'è anche Antonio Maira, militante già negli anni '80 della Stidda, destinatario di diverse condanne, tra cui quella più pesante nel 1986, che scontò fino al 2004 in Frittagli con la pubblica accusa sostenuta dall'allora giovane magistrato Rosario Livatino. Le indagini erano iniziate ad aprile dell'anno scorso. Secondo gli investigatori, gli arrestati, al fine di preservare gli interessi economici del titolare di un'autofficina anch'egli arrestato, avrebbero costretto la vittima dell'estorsione a non concedere in locazione un magazzino di sua proprietà ad un soggetto che, adibendolo a sua volta ad officina meccanica, avrebbe potuto rappresentare fonte di concorrenza per l'altro. Così i 3 con fare minaccioso si sarebbero recati presso l'abitazione della vittima e il condannato per l'appartenenza alla Stidda avrebbe proferito frasi minatorie all'indirizzo della stessa, rimarcando la sua appartenenza all'associazione mafiosa. Inoltre uno dei 2 correi si sarebbe rivolto alla donna minacciando che le avrebbe fatto la faccia tanta se mai si fosse permessa di cedere in locazione il magazzino. Le indagini si sono avvalse anche delle dichiarazioni della vittima e dei suoi congiunti. Nel filmato si vedono 2 banditi che avevano appena rapinato un centro diagnostico ad Aci Castello. I 2 sono stati inseguiti da un dipendente con il quale hanno ingaggiato una colluttazione davanti a molte altre persone, durante le quali perdono anche i malviventi 2 cassetti in metallo che contenevano i soldi, il bottino della rapina. I 2 rapinatori poi sono fuggiti in scooter, appunto si vede ancora dalle immagini, e le riprese poi sono state postate sui social in un video che è diventato virale. Adesso uno di questi 2 malviventi, si tratta di un 43enne catanese, è stato arrestato in Calabria all'interno di un'area di servizio dopo le indagini dei carabinieri. Tornano in piazza i precari dei beni culturali e minacciano di paralizzare gli accessi ai siti e ai parchi archeologici in piena estate se la Regione non provvederà alla loro stabilizzazione. Il servizio. Minacciano di bloccare siti archeologici e musei in pieno agosto in tutta la Sicilia. Sono i lavoratori ASU, precari ex socialmente utili dei beni culturali. Questa mattina sono scesi in piazza a manifestare sotto la sede della Presidenza della Regione. Per loro si attende la stabilizzazione entro l'anno, ma denunciano che la procedura prevista per legge non è mai partita, mentre per altri precari è già in corso. Abbiamo avuto già un'interlocuzione con la funzione pubblica, ad oggi tutto è fermo. Siamo nuovamente qua, davanti alla Presidenza, per chiedere fortemente al Governo di dare attuazione alla legge, stabilizzazione a 30 ore per i lavoratori dei beni culturali impegnati in tutta la Sicilia, siti archeologici, musei, soprintendenze. Siamo pronti al blocco totale dei siti da parte di tutte le sigle sindacali. Attualmente la situazione di custodi e portieri è complessa nei beni culturali siciliani. Il personale è insufficiente. Se venissero a mancare gli ASU, che rappresentano circa il 30% della forza lavoro, all'ingresso dei siti sarebbe la paralisi. Accogliamo 5 milioni di turisti all'anno, non accogliamo i turisti. 5 milioni di turisti all'anno. L'incremento in questi primi 6 mesi c'è stato un incremento del 15% in più rispetto al 2023. Parliamo di milioni di euro. Siamo i fessi della situazione, senza pagare INAIL, cioè non pagano niente con noi, ci pagano in nero. È bello così e continuiamo così, bella sta vita. In piazza questa mattina erano meno di 50, ma sottolineano come la loro vertenza sia dimenticata proprio perché sono pochi, ma comunque indispensabili per il funzionamento di parchi e siti archeologici. Una delegazione è stata comunque ricevuta alla Presidenza della Regione.
E nella Sicilia a secco, a Siracusa, c'è una rete idrica colabrodo, i guasti sono all'ordine del giorno e c'è anche chi si lamenta, soprattutto turisti e albergatori, perché insomma non riescono ad avere l'acqua proprio in un periodo di alta stagione. Il servizio di Francesco Aloi. In una Sicilia in emergenza siccità c'è anche il caso Siracusa. L'acqua c'è, ma i tubi sono vetusti. Reti colabrodo, perdite e guasti all'ordine del giorno. Disagi per i residenti, ma anche per i turisti. Non è una bella pubblicità, dicono gli albergatori. Sulla pagina di Siam, che gestisce il servizio idrico in città, c'è una raffica di post, tutti su guasti alla rete. I tubi più nuovi risalgono agli anni 80. Abbiamo un'età che supera anche i 50 anni, a fronte di una vita media che in funzione della tipologia di tubo mediamente dovrebbe essere compresa tra i 15 e i 20 anni. Sarebbe necessario, se non d'obbligo, cambiare le condutture, così non ci sarebbero più tanti guasti e soprattutto non si perderebbe acqua, oggi preziosa come non mai. Ma su questo Siam precisa. Dopo aver presentato alcuni progetti, uno il REACT diversi anni fa, circa 5 anni fa, per circa 32 milioni di euro di lavori, non c'è stato approvato in quanto non siamo stati riconosciuti in virtù del contratto ponte che abbiamo come soggetti attuatori. Non siamo infatti nelle condizioni di poter fare degli interventi strutturali di sostituzione della rete, ma soltanto di arginare in maniera assolutamente emergenziale delle perdite. E secondo uno studio di Utilitalia c'è proprio Siracusa in testa alla classifica delle città con reti colabrodo in Italia. All'Arenella a Palermo un giovane era a bordo di un gommone insieme ad altri amici quando è caduto in acqua ed è stato ferito dall'elica delle imbarcazioni che gli ha provocato diverse lesioni alle braccia e al torace. Per lui 40 giorni di prognosi, la Capitaneria di Porto ha aperto una inchiesta. Ed è morto Antonino Recca, ex rettore dell'Università di Catania, aveva 74 anni, i 2 mandati alla guida dell'Ateneo, nato a Catania, laureato in chimica nel 99, era diventato preside della facoltà di ingegneria, mantenendo l'incarico fino al 2005, quindi nel 2006 è stato eletto magnifico rettore dell'Università di Catania, rimanendo in carica fino al 2013. Adesso cambiamo decisamente argomento, grande attesa per il concerto di Max Pezzali questa sera allo stadio Franco Scoglio di Messina. Ad annunciare l'ex frontman degli 883, fenomeno senza tempo della cultura pop italiana. Ieri c'è stata anche la banda che ha invaso le vie del centro di Messina. Ci racconta tutto Desiree Ferlito. A Messina arriva Max e ad annunciarlo una parata per le vie del centro. Un corteo festante e vitale, musicisti e sbandieratori hanno invaso la città muniti di colorate pettorine in onore del re del pop italiano, intonando le più note canzoni dell'ex frontman degli 883. Cresce l'attesa per il concerto di stasera e in città esplode la festa. La banda Giuseppe Verdi di Faro Superiore, scelta per l'occasione, gli sbandieratori torneranno oggi sul palco dello stadio Franco Scoglio per aprire la strada all'ingresso di Max Pezzali, fenomeno senza tempo della cultura pop italiana, i cui testi e parole sono diventati memoria collettiva e colonna sonora di almeno 3 generazioni. Pezzali riempie gli stadi e fa sognare con il suo Max Forever. Una canzone d'amore, come mai hanno ucciso l'uomo ragno, sei un mito, migliaia le voci e i cuori che stasera intoneranno i brani più iconici di Max Pezzali, riempendo lo stadio Franco Scoglio di Messina di colori, di gioia ed emozioni senza tempo. E in chiusura di questa prima parte del nostro telegiornale vi diamo una notizia che è anche una curiosità perché ha il nome del mecenate siciliano Antonio Presti, l'asteroide 20049. L'intitolazione è avvenuta su proposta dell'astrofisico Mario Di Martino e il mecenate ha voluto dedicare questo riconoscimento alle mamme e ai bambini del quartiere Librino. Ha detto una felice sorpresa sapere che da oggi il mio nome viene
viene a far parte della fascia principale degli asteroidi. Spero che questo asteroide, a me dedicato, ha detto Presti, possa contribuire a restituire la visione dell'invisibile in una società contemporanea dove la cecità ottunde la visione della bellezza. E allora ancora complimenti e congratulazioni al mecenate Antonio Presti. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e ritorneremo subito dopo per parlare di calciomercato. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calciomercato. A Catania arriva l'attaccante Udò, mentre a Catania, dopo l'ufficialità di Anastasio, i rossazzurro potrebbero ufficializzare altri ingaggi. Il servizio di Francesco Triolo. È un Catania molto attivo sul mercato. L'ufficialità di Armando Anastasio è stato solo un atto formale perché l'accordo e le visite mediche del difensore lo scorso anno alla Casertana erano cosa nota già da giorni. È il terzo acquisto dei rossazzurri dopo il centrocampista Carpani e il portiere Adamonis. Per il difensore napoletano contratto sino al 30 giugno 2027. È questione di ore anche per l'ufficialità di Filippo D'Andrea, l'attaccante del Cerignola, che dovrebbe legarsi al rossazzurro per 3 anni. La società è pronta anche a perfezionare l'ingaggio del centrocampista della Ternana Francesco Di Tacchio, sul tavolo un accordo per 2 stagioni. Continua inoltre il corteggiamento a Luca Verna, il centrocampista destinato a lasciare Catanzaro. Ufficializzazione anche a Trapani, che ha preso l'attaccante classe 97 King Udò, prodotto dai settori giovanili di Reggiana e Juventus. Lo scorso anno era il Gubbio, 11 gol in 34 gare di campionato. A Messina motori apparentemente spenti. Il presidente Sciotto sta risolvendo problemi di salute, ma nei giorni scorsi, insieme al direttore sportivo Giuseppe Pavone e all'allenatore Giacomo Modica, ha visitato alcune località per definire la sede del ritiro. Per il resto Pavone sta cercando di muoversi per la costruzione della squadra. In questo senso avrebbe bloccato il portiere Curtosì, classe 2004, lo scorso anno al Notaresco. Chi è già al lavoro sul campo è il Palermo. Nel ritiro di Livigno si è presentato Patrick Peda, il nuovo difensore acquistato la scorsa estate ma lasciato un anno in prestito alla SPAL. C'è attesa per conoscere il futuro di Brunori, mentre si attende l'ok per l'arrivo di Nicolau e Pierozzi. Il Catania FC ha celebrato la recente vittoria della Coppa Italia. L'occasione è servita per incontrare la stampa e tracciare un bilancio dei progressi degli ultimi anni che hanno portato a conquistare la Coppa Nazionale. Abbiamo incontrato il general manager Alessandro Di Benedetto. Sentiamo l'intervista. Gli sforzi che abbiamo fatto in questi 2 anni ci hanno ripagato alla grande con la vittoria della Coppa Italia, che è maturata da una finale tutta catanese, no? Quindi già si sapeva che la Coppa era ai piedi dell'Etna e questo qua per Catania è un punto d'orgoglio, percorso abbastanza spigoloso. Attualmente non ce n'è squadre materasso come negli anni scorsi, no? Quindi tutte le partite sono abbastanza combattute. Noi speriamo di esserci per le finali di San Benedetto, però ancora ci sono 2 tappe, abbastanza lunga la strada. E questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Allora, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata a tutti.